Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'ultimo appuntamento settimanale con Autodafè, come tutti i venerdì o quasi, con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi. Grazie professore e buona mattina. Grazie a te. A voi. Tre argomenti per cui spreco il meno tempo possibile, perché abbiamo tre argomenti addirittura, speriamo di riuscire a toccarli tutti, ma ciascuno di essi dovrebbe portare via una trasmissione. Il primo ha a che fare con un dato che è stato raccontato dalla Bild tedesca ed è stato ripreso in Italia, in particolare da La Verità. Non ha creato molta discussione, ma il dato è questo. Sostanzialmente, in una materia molto grigia, molto dura per la maggior parte dei cittadini, le pensioni e gli stipendi, l'Unione Europea sta molto meglio di tutti gli Stati membri, mettiamola così. Gli aumenti di stipendi e pensioni sono costanti. Per dare un numero sintetico, scrive la Bild, dal 2022 a oggi i 67.000 dipendenti dell'Unione Europea, sia in servizio che in pensione, hanno visto il loro salario o pensione crescere del 22,8%. Dal 1 luglio scorso l'aumento è stato del 3%. A livello di vertice, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen si porta a casa, escluse le indennità esenti da imposte, 34.800 euro al mese. Gli stipendi dei 67.000 dipendenti sono altissimi rispetto a quelli dei dipendenti pubblici degli Stati membri e degli italiani in generale. Per quanto concerne il vertice della BCE, siamo sempre lì sui 35.000 euro al mese per Lagarde. Ti lascio subito la parola, professore, perché questi sono i dati nudi e crudi raccontati dalla Bild e in Italia da Maurizio Belpietro. Tuo commento. Beh, insomma, c'è poco da commentare. Qui c'è da prendere atto che la comunità europea in quanto tale ha una crescita dei salari che è molto più alta dell'inflazione, a differenza della crescita dei salari medi come sono in Italia, che sono al di sotto dell'inflazione. Mentre in Italia la crescita dei salari è molto bassa rispetto ai dati di inflazione e rispetto ai prezzi al consumo, e quindi questo penalizza le famiglie anche sotto Natale per quanto riguarda gli acquisti dei beni di prima necessità. Ora, la comunità europea, la Christine Lagarde e la Ursula von der Leyen sono due soggetti, fra virgolette, che hanno una particolarità, in particolare sia la Lagarde che la Ursula von der Leyen sono, dal punto di vista personale, saranno anche due persone assolutamente stimabili ed apprezzabili, ma occupano dei posti per i quali non hanno le competenze specifiche. Questo è molto evidente per la Ursula von der Leyen, perché è andata al governo con la di fatto contemporaneamente alla nomina di Biden alla presidenza degli Stati Uniti, e la Ursula von der Leyen è sempre stata una figura di secondo piano. Con la Merkel era il ministro della difesa, eccetera, e quindi è sempre stata una figura abituata a obbedire. È stato funzionale a Biden perché di fatto Biden ha usato la Lagarde per farci subire, fra virgolette, tutte le decisioni che hanno riguardato l'amministrazione Biden, in particolare la guerra in Ucraina. Per quanto quindi la Ursula von der Leyen, l'ho scritto tante volte, anche in tempi non sospetti, non ha diciamo, la struttura psichica per governare una posizione come quella che lei sta governando. E questo lo vediamo nei fatti, cioè unitamente alla mancanza di leadership dei vari paesi europei, si indeboliscono ancora di più per una mancanza reale di guida e di visione strategica di questa Ursula von der Leyen. Più che
pagarla, dovrebbe essere lei a pagare per quello che è chiamata a fare. Stesso discorso vale per la Lagarde. La Lagarde è stata nominata prima al vertice Fondo Monetario Internazionale grazie alla destituzione di Strauss-Kahn nel 2011, quando Strauss-Kahn venne accusato di aver fatto violenza a una dipendente di colore al Sofitel albergo di New York per un fatto di cui poi venne assolto perché non sussistevano le condizioni per accusarlo, e in quell'occasione venne nominata la Lagarde. La Lagarde è laureata in giurisprudenza e lavorava in uno studio legale di New York, quindi lei non aveva competenze specifiche di finanza ed è stata messa lì perché faceva comodo in quanto figura, fra virgolette, manovrabile. Quindi queste sono le due figure che di vertice alla BCE e alla Unione Europea, ma questo dimostra anche questa, fra virgolette, asimmetria fra la gestione di una istituzione come l'Unione Europea, che è stata di fatto manovrata ed è manovrata dalla burocrazia. La burocrazia è un dramma mortale che ha colpito la Unione Europea, che si occupa di disciplinare la lunghezza degli zucchini o la grandezza delle arance o la pesantezza delle patate. Quindi siamo di fronte a un'istituzione non solo inutile, ma addirittura farraginosa e ostacola dal punto di vista burocratico l'attività dei singoli paesi partecipanti all'Unione Europea. Soltanto i pensionati dell'Unione Europea, i dipendenti in pensione, ci costano 2 miliardi e mezzo all'anno, no? Sì, anche gli stipendi dei funzionari, dei dirigenti sono altissimi. Guardiamo gli stipendi che prende un parlamentare europeo rispetto a quello che prende in Italia, quando poi il parlamentare europeo prende lo stipendio, ma di fatto poi si vedrà pochissime volte. Questa è la realtà dei fatti, insomma, no? Per cui l'Unione Europea, noi abbiamo mandato all'Unione Europea, non abbiamo delle figure rappresentative Ecco, poi lo dell'Unione diceva Europea. Kissinger, no, datemi il numero del mio omologo. Con chi devo parlare io quando devo parlare con l'Europa? Diceva Kissinger. Qual è il numero di telefono del mio omologo, del ministro degli esteri? Allo stesso modo, Trump, alla fine Trump dice la stessa cosa di Kissinger oggi, no? Chi sono questi qui? Cosa vuole l'Unione Europea? Sì, l'Unione Europea è una istituzione che si è venuta a creare per una aggregazione di imprese che non è mai, di stati che non è mai partita. Quindi noi oggi abbiamo un, fra virgolette, collasso dal punto di vista della storia dell'Europa, no? Avrebbe potuto essere un'unione importante, un mito della cooperazione, anche perché abbiamo una cultura, l'Europa ha una cultura che si è sviluppata nei secoli, non è di recente istituzione, e quindi i paesi dell'Unione Europea hanno contribuito alla formazione della cultura occidentale. Questo è un fatto importante, ma oggi la Commissione in quanto tale non rispecchia, non ha le competenze, cioè è proprio un problema di Poi il competenze. professore non si capisce neanche bene al servizio di quali interessi sia questa Unione Europea nel momento in cui, faccio un solo esempio, in nome dell'emergenza climatica che genera la transizione ecologica, genera una deindustrializzazione anche nei paesi industrialmente No, più forti dell'Unione. Quindi al certo. servizio di chi sei? Della Cina, dell'Asia, delle potenze emergenti? Non si capisce neanche qual è la finalità, perché l'emergenza climatica è tutta da discutere, quindi la transizione ecologica è tutta da gestire in maniera diversa, ma in nome di questa transizione ecologica si adottano politiche industriali disastrose. Sì, quello che tiene unito di fatto e che dà una funzionalità all'Unione Europea è semplicemente la burocrazia. Quindi noi abbiamo dei burocrati che sono lì per fare delle norme inutili, dannose e pericolose, ma non danno nessun contributo di strategia, di politica. La politica è Guarda, un'altra professore, cosa. tu vieni da un'università, la Bocconi, che è stato un po' il tempio della filosofia europeistica, no? Sia la parte Sì. buona, cioè quella che all'inizio voleva creare un mercato che poteva anche essere una bellissima idea comune, no?
sia la parte più ideologica. Allora non è opportuno prendere atto che finora questa Unione Europea non ha funzionato e o si cambia radicalmente o si scioglie una società che non funziona, no? Questa è la realtà. Il problema, come sempre, è un problema di uomini, non sono problemi tecnici né problemi economici. Se tu metti al governo di un'istituzione delle persone che non hanno la competenza per svolgere quell'attività, evidentemente l'istituzione salta. Quindi, e questo vale per... Oggi l'Europa ha un gap estremamente negativo di leadership, cioè il concetto di leadership oggi non riesce a incarnarsi in nessun leader europeo. Professore, chiaro, adesso io sono costretto a passare al secondo argomento soltanto dall'orologio perché sono le 10:39. Allora, riprenderemo e sarà utile riprenderli tutti gli argomenti di cui parliamo oggi perché oggi ne parliamo in maniera estremamente sintetica. Però il secondo argomento di cui abbiamo deciso di parlare oggi ci riporta invece ai confini più strettamente domestici, interni, no? Tenuto conto del fatto che questo quadro europeo comunque influenza anche le economie domestiche e nazionali, perfino quelle più forti e quelle che tradizionalmente si sono più avvantaggiate del quadro europeo. Parlo di Francia e Germania. Anche loro stanno cominciando ad avvertire il peso di questa sovrastruttura burocratica di cui ci hai appena parlato, no? Di questa Unione Europea che non funziona. Fatta questa premessa, cioè che l'Unione Europea influenza le economie nazionali, guardiamo alla nostra economia nazionale e anche non solo alla nostra economia, al nostro tessuto socio-economico, alla, direi, nostra società nel suo complesso, cosa che si propone di fare da 59 anni il Censis, no? Che è giunto appunto alla sua 59esima edizione, è giunto alla 59esima edizione il rapporto del Censis che si occupa dei principali processi socio-economici della nostra società. Abbiamo messo nella nostra pagina da Facebook della radio il link a tutto il rapporto, per cui chi ci segue se lo può poi leggere ed è una lettura molto interessante, anche laddove magari si introducono considerazioni che non sono immediatamente percepibili o comunque che non sono così istintivamente percepibili. È urticante in alcuni punti, è molto interessante tutto. Allora, parto dalla sintesi estrema, poi ti lascio subito la parola perché capitolo per capitolo staremo qui 4 ore, no? Ma laddove si affrontano nella seconda parte del rapporto le condizioni della società italiana al 2025, ne viene fuori, vado per sintesi estrema, che siamo in un'età selvaggia, l'età del ferro e del fuoco, usa questa metafora il rapporto Censis. Giuseppe De Rita non è il presidente, il fondatore, è uno a cui piacciono le metafore. Comunque, società del ferro e del fuoco, nel senso un'età selvaggia. E poi abbiamo un problema, il grande debito, la deriva del grande debito che ha degli effetti sul welfare, sull'assistenza sociale, sui livelli di assistenza sociale e sul nostro tenore di vita da questo punto di vista. E dopodiché abbiamo un terzo punto critico, un autunno industriale che si protrae da molto tempo e che rischia di diventare un inverno gelido, quello della deindustrializzazione. E poi quello che è stato il nostro tessuto cuore, chiave, il ceto medio, no? Che si arrangia come può. Non è che stia proprio in espansione, si arrangia come può. Insomma, siamo, per usare un'altra metafora, siamo un popolo che con i barbari alle porte cerca di non prendere alloggio al Grand Hotel Abisso, quello dove si erano rifugiati gli chic, gli snobbi ben pensanti, gli intellettuali della sinistra degli anni 70 che guardavano giù all'abisso, ma loro stavano in un comodissimo Grand Hotel. Cerchiamo insomma di non abbandonarci all'apocalisse e di scegliere il piacere, perché in tutto questo contesto socio-economico non certo facile, l'italiano si rifugia nel piacere e forse questa roba qui è venuta fuori anche con tutta sta retorica per la cucina patrimonio dell'UNESCO, no? Cerchiamo di mangiare e fare sesso, dice sostanzialmente il Censis, un po' una via di fuga come quelle di cui ci hai parlato tu la settimana scorsa, no? Quelle degli aperitivi. Insomma, mi viene da dire, se scorriamo il rapporto del Censis, che la bolla narrativa per cui stiamo benone non è che sia così vera, no?
L'ho fatta troppo No, lunga, però ti lascio la parola per no, sintesi, beh, perché ma staremo qui 2 ore a parlare del rapporto d'altro Censis. canto ridurre a qualche minuto di osservazione il rapporto del Ecco, Censis, appunto. bisogna scegliere, diciamo, i punti più forti. Allora, i punti più forti sono che nel giro di 10 anni la ricchezza delle famiglie italiane è diminuita Ecco, dell'8,5%, quello mi ha molto no? colpito. Questo mi ha molto colpito. Quindi abbiamo avuto una perdita progressiva di ricchezza. L'altra cosa che colpisce nel Censis è che il ceto medio ha subito la maggiore contrazione, e ricordo che il ceto medio è l'architrave su cui poggiano le società occidentali. Questo lo diceva anche Aristotele, no? Cioè il ceto medio è quello che unisce la parte più alta e la parte più debole, ed evita che la parte più debole veda direttamente la parte più alta. Che cosa è successo? È successo che si è sviluppato una situazione di progressiva concentrazione di ricchezza, aumentando il livello di disuguaglianza. Ora, prova ne sia che il 5% delle famiglie più abbienti in Italia hanno il 48% della ricchezza. Il 50% delle famiglie più povere ha visto diminuire la propria ricchezza del 22%, mentre il 5% delle famiglie più ricche ha visto aumentare la sua ricchezza del 5,9%. Quindi questo che cosa comporta? Comporta una progressiva concentrazione della ricchezza, e questo è molto pericoloso. È molto pericoloso perché noi andiamo verso una situazione in cui è importante il ruolo dei sistemi di welfare, perché nel momento in cui aumenta la concentrazione di ricchezza, quindi abbiamo una fase in cui la classe media si riduce, abbiamo una concentrazione di ricchezza, il 5% delle famiglie più ricche ha il 48% di ricchezza, no? Quindi mentre il restante ce l'hai il 7% di ricchezza, quindi abbiamo una situazione di forte disuguaglianza dal punto di vista della distribuzione della ricchezza. E questo è un elemento fondamentale, perché in una situazione di questo genere la gestione del welfare è funzionale a ridurre i conflitti sociali. È chiaro che all'aumentare della disuguaglianza e all'aumentare di una situazione in cui aumenta il debito, ma diminuisce la produzione, questo genera una minore quantità di risorse da destinare al sistema di welfare. Quindi Ecco, da una parte abbiamo il sistema di sì. welfare, lo Stato sociale, che richiede un maggiore intervento per sanare delle disuguaglianze, e ricordo che nella storia, stiamo parlando di 2000 anni, nella storia le società sono sempre morte per suicidio, e sono morte solo per due condizioni: o guerra o per classe. E quindi le rivoluzioni, grandi rivoluzioni, che sono state quella americana, quella francese, quella russa del 1917 e quella cinese dopo la seconda guerra mondiale, sono sempre derivate da una profonda disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, e questo sta toccando anche gli Stati Uniti, che hanno un livello di disuguaglianza che è superiore a quella dei paesi africani. Insomma, no? Gli Stati Uniti colpiscono per un indice di Gini che è altissimo dal punto di vista della disuguaglianza. Quindi questo è l'aspetto. L'altro aspetto secondo me importante è l'osservazione della riduzione della produzione industriale, ad eccezione del settore delle armi, che è cresciuto del 35%. Quindi gli unici due settori che sono cresciuti un poco sono quelli Ma è una nicchia, quella è una nicchia tutto alimentare, sommato. il 35%, e l'altro aspetto è l'occupazione. Quello che mi ha colpito è stato che le 833.000 nuove occupati in questo periodo sono stati per l'80% persone di oltre 50 anni. Quindi abbiamo avuto un'occupazione che si è senilizzata a scapito dei giovani, in particolare dei giovani del sud, che soffrono una mancanza di possibilità occupazionale.
Questione endemica, peraltro. Comunque, vado per singoli flash, oltre a quello che dici tu, perché così chi ci ascolta ha fotografie di questo rapporto Censis, che ripeto è molto interessante. Allora, per esempio, un dato tra i tanti che mi hanno colpito. La metà degli italiani, quasi la metà, preferirebbe un impiego dipendente nel settore pubblico. Soltanto l'11% sceglierebbe la libera professione o l'imprenditoria. Uno può dire gli italiani sono i soliti, no? Non vogliono lavorare, non vogliono il rischio. Non è vero, perché la nostra società, specie poi qui al nord, al centro-nord, nel centro Italia e diciamo così nelle regioni del nord, è sempre stata caratterizzata dalla propensione all'imprenditorialità, al rischio, alla piccola e media impresa. Un numero così elevato di persone che dice meglio il posto pubblico vuol dire che siamo messi male, diciamo che fare impresa privata non è tanto facile in questo paese, non lo è mai stato forse, ma lo è sempre di meno, mi sembra di poter dire. Tra l'altro soltanto il 38% dei lavoratori italiani ritiene l'ambiente in cui lavora psicologicamente ed emotivamente salubre. Siamo distantissimi dalla media dei paesi nord europei, Danimarca, Norvegia, eccetera, dove si supera il 60%. Un motivo ci sarà. E un altro dato, professore, te lo giro così al volo, che mi ha molto colpito, la questione dei cosiddetti caregiver, cioè coloro che si occupano di familiari che stanno in situazioni critiche o di malattia. Allora, il benessere lavorativo e psicofisico dei caregiver ha un ruolo fondamentale per la stabilità della nostra società. Perché? E qui il dato è troppo vecchio, a mio giudizio, però mi ha colpito ugualmente. Il dato è del 2019, non sappiamo quanti ce ne sono oggi, ma nel 2019 c'erano 7 milioni di cosiddetti caregiver, che detto in inglese magari uno non capisce niente, sono persone che si occupano di assistere familiari o affini malati o comunque malati in varia maniera, diciamo, che non sono del tutto autonomi. Insomma, quelli che prestano cure a casa, ai propri familiari, amici, eccetera. Erano 7 milioni nel 2019. È un'altra faccia della medaglia del fallimento dello Stato sociale italiano, secondo me, questa, no? Come la vedi tu? Sì, allora la considerazione dell'impiego pubblico secondo me è importante perché come dice De Rita, siamo in un periodo di ferro e di fuoco. È chiaro che il rischio, la paura fondamentalmente del rischio, la paura che in un'impresa privata, oggi stiamo assistendo a una sorta, fra virgolette, di faticoso stallo delle imprese che vengono o concentrazioni o vengono distaccate o vengono acquisite anche nei settori importanti. La Campbell Soup che era stata vista come nelle serigrafie di Andy Warhol, ha comprato i pomodori di San Marzano. Quindi questo, a mio parere, è una conseguenza della paura. Quindi l'idea del pubblico, dello stipendio fisso, del posto fisso in una situazione di alta variabilità è un elemento di, fra virgolette, rassicurazione. L'altro aspetto è importante e qui andiamo a toccare un altro tema che è quello della sanità. Allora, è chiaro che la sanità è sempre stata centrale in Italia. Noi abbiamo una sanità che è sempre stata tra le migliori in Europa, ma è sempre stata sotto il senso dei sistemi di welfare, no? Quindi le cure, eccetera. Noi adesso abbiamo questo problema che la sanità sta lentamente subendo un processo di privatizzazione, no? E ci sono 10 milioni di persone in Italia, come dice il rapporto Censis, che non spendono per le cure sanitarie, quindi non arriva la sanità là dove dovrebbe arrivare e molti rinunciano alle spese sanitarie. L'altro aspetto che in un qualche modo è collegato è il fatto che il pubblico tende ad aumentare di costi, ma se noi andiamo a vedere la produttività nel sistema sanitario privato e in quello pubblico, sono completamente diversi. Se facciamo pari a 10 le prestazioni possibili nel privato, nel pubblico ne fai 3. Quindi abbiamo una
una produttività molto bassa nel pubblico, e quindi questo che cosa comporta? Comporta un aumento delle famose liste di attesa per gli esami. Quindi noi dovremmo fare una produttività più legata al senso di dire io ti pago in base agli esami che fai. Insomma, questo è un dato che colpisce molto nella pubblica amministrazione, dove abbiamo dei livelli di produttività molto bassi, generati anche da una burocrazia assurda. Io ho questa impresa, conosco questa impresa che si è costituita il 20 di ottobre e deve ancora avere un avvio per il ritardo della Camera di Commercio. Sono 40 quasi 2 mesi che sta aspettando l'avvio della Camera di Commercio per poter operare, quindi ha le attività bancarie e creditizie bloccate per il mancato visto della Camera di Commercio, e sono 2 mesi. Quindi Sì. noi parliamo di imprese che devono viaggiare e qui ritorniamo a una burocrazia che Professore, a questo proposito, c'è un altro capitolo di grandissimo interesse, ma non ho visto commenti su questo. Per me il dato è ultra significativo. Non voglio usare aggettivi iperbolici, però ultra significativo. Perché io leggo qua che dal 2004, cioè 2 anni dopo l'entrata in circolazione dell'euro, no? Stavamo parlando prima del quadro dell'Unione Europea che inficia pesantemente, che influenza pesantemente le economie nazionali, no? Dal 2004 al 2024 il numero dei titolari di impresa in Italia è diminuito da 3.428.000 eccetera a 2.844. Cosa vuol dire? Che il numero dei titolari di impresa è diminuito di 585.000 unità, meno 17%. E non è finita qui, perché il dato ancora più incredibile e pesante, secondo me, è il fatto che i titolari di impresa giovani, fino a 29 anni, sono oggi 153.000 errotti, sono 132.000 in meno rispetto al 2004, e qui il crollo dei giovani imprenditori è stato super drastico rispetto a quello di tutti i titolari di impresa, meno 46%. La componente giovane dei titolari di imprese in Italia è il 5,4% del totale, pesava per l'8,3% nel 2004. Credo che anche uno stupido possa capire questi dati, no? Beh, è evidente che c'è un problema, diciamo i governi che E si mi sono... viene da dire, professore, che altro che bolla narrativa. Qua ci hanno raccontato un sacco di panzane, tutti, per tutti questi anni. Certo, allora, il 2004 eravamo a ridosso dell'Unione Europea, d'accordo, e quindi è stata una fase, fra virgolette, di crescita, ma anche di crescita inflattiva. Poi nel 2011 abbiamo avuto la crisi di Lehman, quindi la finanza, poi abbiamo avuto il Covid. Il Covid è stato un elemento che ha bloccato molto la crescita delle imprese e ha decretato la fine di molte imprese. Quindi abbiamo passato dei tempi di ferro e di fuoco, come dice De Rita. Certamente oggi fare impresa non è facile, perché in una situazione in cui sei sostanzialmente soggetta a una finanza despota, no? Per cui tu non sai mai come va su, va giù, va su, va giù, sei in una situazione di instabilità fisica, cioè e la guerra in Ucraina, e la guerra in Gaza, e una instabilità, e la situazione degli Stati Uniti, fra virgolette, che sono di fronte a uno stato di degrado socioculturale. Non è indifferente, il governo Trump ha dovuto mettersi... Io credo che i democratici abbiano voluto mandare al governo Trump che se la vedesse lui col Sì, debito sì, pubblico sì. americano, insomma, no? E quindi arrangiati tu. Chiudo, professore, con un altro dato, no? Perché si dice, ma l'imprenditoria straniera, no? Ci hanno raccontato per anni che era tutto un pullulare, un fiorire. Allora, il rapporto Censis ci dice che neanche il contributo dei titolari di impresa stranieri compensa la diminuzione degli imprenditori e l'invecchiamento degli imprenditori italiani. Perché la crescita, anzi non c'è stata nessuna crescita, i titolari di impresa stranieri sono oggi 461.000, 16% del totale, che non è poco, ma diminuiti dello 0, tra il 21 e il 24, quindi nemmeno loro.
E poi mi viene da dire un'altra cosa, senza coloriture di nessun tipo, ma se il titolare di impresa è il bangladese che c'è il mercatino di sotto casa, non mi pare che abbiamo fatto un grandissimo passo avanti nella struttura della qualità delle nostre imprese, anzi ci stiamo terzomondizzando casomai a livello di imprese, però questo è un altro capitolo. Questo sì. Perché non mi pare che aprire il mercatino svincolato da tutte le regole igieniche, sanitarie e compagnia bella sia sintomo di vitalità imprenditoriale. Non è indicativo il numero in quanto tale se non collegato alla dimensione dell'impresa, perché se alla fine le imprese sono tante piccole e non significative, questo gioca, quindi il numero in quanto tale non dice molto se non è collegato alla dimensione dell'impresa. Mi spiace perché siamo già arrivati alle 10:59 e il terzo argomento era l'oro della patria o dei patrioti, che dir si voglia, l'oro di Banca d'Italia. Io ho capito una sola cosa, che il centrodestra, la Lega a suo tempo, ma Fratelli d'Italia adesso con le ultime sue proposte che coincidono, vuole dire una cosa che non è stata ancora detta esplicitamente, perché in altri paesi come Francia e Germania le banche centrali detengono e gestiscono l'oro, ma l'oro appartiene alla collettività. Noi invece abbiamo nel 2014 fatto una riforma col governo Letta dell'azionariato della Banca d'Italia, per cui la Banca d'Italia si è proclamata proprietaria dell'oro. E allora questi qua dicono no, l'oro è degli italiani, non per usarlo, non per venderlo, non per svenderlo, non per sciuparlo, ma per stabilire un principio, che la Banca d'Italia e quindi la Banca Centrale Europea non ci devono mettere sopra le mani, che non mi sembra sbagliato come ragionamento di base. No? No, io in realtà questa storia dell'oro... Poi ti dico, ne parleremo perché abbiamo meno di un minuto, professore. Tu devi darmi una roba sintetica. Io piuttosto che occuparmi dell'oro della Banca d'Italia, mi preoccuperei dell'oro, il 50% dell'oro che abbiamo nei caveau della Fed e di Forte Knox. Allora io piuttosto mi preoccuperei di scrivere una lettera formale all'amministrazione americana per Guardate chiedere che è nostro. Che è nostro, primo per chiedere se c'è ancora, perché il mio dubbio è che non so se c'è, d'accordo? O se l'hanno già fatto fuori, e quindi affermare la proprietà italiana dell'oro che è nei caveau della Fed di Forte Knox e dire signori, quell'oro lì io lo rivoglio indietro, anche perché in questo momento Trump sta denunciando un scollamento con l'Unione Europea, a maggior ragione io non mi fido più. Mettiamolo al sicuro. Chiaro, professore, dobbiamo salutarci, però si tratta di una chiarezza esemplare, cosa di cui ti ringrazio, come sempre del resto. Un saluto al professor Fabrizio Pezzani. Un saluto a tutti voi. Grazie professore. Grazie a voi a tutti. Arrivederci.